E soprattutto si nota che sono fatte in modo tale che la propaganda austriaca voleva far vedere che c'era ancora collaborazione fra i soldati invasori e la gente, la popolazione. E poi ci sono i vari aspetti dei lavori, sia collaborazione a livello di scambi commerciali, così nel loro piccolo, e sia a livello di lavori in campagna. Sono foto archiviate come foto della zona di Codogliè, perché sanno i reparti che le hanno scattate, quindi erano a distanza qui. Ci sono anche, dopo alla fine vedremo qualche foto, qualcuna per vedere come spaccato di vita dei dintorni di paesi limitrofi, però diciamo che le foto dei paesi, delle chiese, delle piazze, eccetera, sono archiviate e viene anche scritto il nome del paese. Mentre per quanto riguarda la campagna, vengono archiviate come viene scritto come zona Veneto, pianura veneta, campagna veneta, e vengono archiviate per zone solo a livello manuale. Quindi sappiamo sono della zona di Codogliè. Qualcuna, chiaramente il paese non ha confini, confine spinato, oppure altri confini vari, quindi qualcuna potrebbe essere benissimo al di là del confine verso Vallonto o verso Vazzola, però diciamo che la zona è questa. Come vedete la collaborazione, la distribuzione dei viveri da parte dei soldati alla popolazione, anche se questo, come dicevo, secondo me è fatto molto bene dalla propaganda austriaca, perché è vero in parte, ma siccome abbiamo visto che la razione alimentare a partire da 250 grammi è arrivata a 100, dobbiamo tirare noi le conclusioni debite. Vedete gli scambi commerciali, qui si sono posizionati in tutte le famiglie dove riuscivano a farsi alloggiare e la gente del luogo doveva per forza sopportarli. Mai si sarebbe vista una scena del genere dove il vecchio, il patriarca, andava a accendere la pipa a uno dei giovani nostri, e qui purtroppo doveva farlo perché gli altri erano armati, erano dominatori. Vedete i ragazzi, i ragazzini che venivano trasferiti a volte. La collaborazione, vedete l'ufficiale austro-ungarico che si mette in fila davanti al pozzo, cose penso non tanto volentieri fino a un certo punto. Qui c'è la coltivazione, ad esempio, delle patate, un campo di patate. Come vedete, come dicevo all'inizio, il ruolo della donna fu fondamentale nella prima guerra mondiale, sia a livello di prima linea, sia a livello di lavori nelle retrovie, come in questi casi, che ne vedremo tanti, e sia a livello di lavori anche nelle industrie, perché andarono a sostituire gli uomini anche nelle industrie pesanti, nelle industrie belliche. Il ruolo della donna fu fondamentale anche perché cominciarono a rendersi conto che erano diventati indispensabili come gli uomini. Anche se dopo la guerra furono, diciamo, nelle altre sfere, furono rimandate in quello che era il focolare, ma ormai il dado era tratto, la coscienza della parità ai diritti si stava già formando e proseguì finalmente fino ai nostri giorni. Vedete, se le donne in una coltivazione di grano, qui vedrete uno spaccato di vita attraverso tutti i vari lavori delle campagne, parole povere, i trattamenti alle viti, così vediamo anche gli allevamenti delle viti stesse, come erano i filari, la fienagione fatta dai soldati, cioè in questo caso potrebbe anche essere vero, perché il fieno serviva anche ai loro cavalli, però quando potevano facevano fare gli altri. Qui c'è la raccolta delle patate, poi vediamo la zappatura della terra, vedete forme di collaborazione, in certi casi ci può essere stato benissimo, nessuno lo esclude, però non era così generale come vorrebbero farci credere. Anche qui vediamo i trattamenti alle viti, vedete dagli anziani e dalle donne, vedete le arature, la terra molto dura, le potature, vedete le donne che potano, i soldati che stanno di guardia, vedete le viti non erano come adesso, questi erano i sistemi di allevamento con le alberate, i gessi, perché il primo raccolto erano i banchi da seta, lavori sempre in campagna, sempre arature, addirittura dove non c'erano buoi venivano utilizzati anche gli asini, tutto quello che c'era disponibile.
zappatura della terra. Questo è nel corso dei fiumiciattoli, il patrono veniva recuperata e passata sui crivelli, diciamo così, la ghiaia che serviva agli austriaci per fare le grandi opere a livello sia di prima linea sul fronte e sia a livello di seconda linea su Vivenza. Hanno fatto molte opere militari su Vivenza, vedete la potatura. Qui siamo sempre a febbraio del 18, quello è il periodo, aprile, marzo, diciamo, vedete sulla bassa destra ci sono le date. Queste sono le lavandaie che le donne dovevano lavare anche il vestiario ai soldati. Questa è un'anziana. L'approvvigionamento di acqua dalla pompa. Ecco qui le lavandaie, quindi sono stessa roba, però in questo caso nel fosso, collettore della lavata. Ecco, questo lavoro veniva fatto da gennaio a dicembre, lo sapete benissimo. La vita all'interno delle case, dei contadini attorno alla ritonda, aspettando chiaramente, come avete visto, ci sono solo donne e bambini ovviamente, gli uomini sono tutti a fronte. Questi sono i lavori degli austro-ungarici, questa è un'officina, fabbri, quindi qua si sta lavorando il ferro, questo è un po' di relax in un'osteria, questa è una falegnameria, antiche falegnamerie, fanno anche loro, devono farsi lavori di manutenzione, stanno squadrando le grandi travi, lavoro che veniva fatto soprattutto, chiaramente l'energia elettrica non c'era, attraverso mulini. Stessa cosa veniva fatto la vaccinazione di quello che era il grano. E vediamo alcune foto dei paesi attorno adesso. Questo è il porto Buffolè, quando Vivenza passava ancora sotto il ponte. Sempre il ponte del porto Buffolè è distrutto e rifatto in legno, non provvisorio chiaramente. Qui siamo nella zona bassa, verso San Donà, vedete il parroco con la popolazione e i soldati. Questi sono mulini, sempre nella zona bassa, Piave. Anche qua siamo nella zona verso San Donà Fossalta, dove sono i canali di irrigazione, benissimo. Vengono utilizzate anche le barche perché il fronte andava da Fener fino giù, al mare. Le filande, che anche da seta erano un prezioso sostentamento, qua si vedono benissimo. Qui è Piazza di Gaiarine, sempre 8 aprile del 18, quindi sempre nel momento dell'anno della fame. Qui siamo in Mulino a Stabiuzzo, una zona di Cimanolmo. Questo è il Sant'Agostino di Vivenza. I soldati che chiaramente andavano ad accasarsi nelle case piuttosto che dormire in tenda. Questo è il Conegliano, il viale di Conegliano fino alla scalinata degli Alpini in su. Vedete cos'era? È sempre il periodo invernale comunque, perché poi cominciarono le grandi battaglie, quindi le foto cominciarono a dare. Questo è Cappella Maggiore, come tutte le strugariche. Qui siamo a Vittorio Veneto, sempre la ferrovia su Vittorio Veneto. Sempre in piazza Ceneda, con gli austro-ungarici schierati davanti al museo. Sempre a Ceneda. Questo è il poligono di Vittorio Veneto, dove andavano ad esercitarsi, che c'è ancora. Qui siamo a Follina, la Bazzia di Follina. Osservate anche i vestiti come erano 100 anni fa. Bello da vedere i particolari, un po' delle foto vecchie. Qui siamo ad Arezzo, molto bella anche questa. Qui siamo sempre ad Arezzo, vedi gli scambi tra la popolazione, tra le donne che portavano più pochi uova, più
riuscivano a ottenere dall'agricoltura, quelli che non venivano sequestrati prima dai soldati, riuscivano a fare qualche scambio per avere qualcosa da mangiare ai bambini, ovviamente. Lo scopo era sempre quello. Vedete, stanno portando i prodotti, qui siamo sempre in zona verso. Bene, ed arriviamo a quello che è diciamo l'inizio delle grandi battaglie chiave, le battaglie del solstizio essenzialmente. Se noi andiamo a vedere la posizione di Codognier, quello che era la vigilia della battaglia del solstizio, notiamo che Codognier era esattamente a metà tra la prima linea del Piave e la seconda linea del Livenza. In più era posizionato in mezzo alle due grandi armate, tra la sesta e la quinta armata, l'armata dell'Isonzo cosiddetta. Il punto, diciamo, di congiunzione fra due armate, io mi ricordo avevo fatto il corso ufficiali, è sempre stato, e la prima cosa che ti spiegano, è sempre stato il punto debole, perché è il punto dove nessuno dei due grandi reparti va a intensificare quella che è la difesa, è il punto dove il nemico cerca di attaccare. Infatti è proprio in questo punto che italiani e inglesi, quando ci sarà il momento della battaglia di Vittorio Veneto, faranno l'attacco principale. Diciamo che a livello di zone, a livello di linee, le prime linee, Codognier era sempre in mezzo tra la prima linea e la seconda, era posizionata, parole povere, in mezzo alle due seconde linee, perché c'erano due seconde linee, c'era la Kaiserstellung, che era il Monticano, che era abbastanza avanzata, e poi c'era la Königstellung, che era la linea dell'Ivenza, la linea della regina, che questa invece era attrezzatissima veramente come seconda linea, anche se vedremo poi contò molto poco, perché a quel punto cominciarono le deserzioni. E andiamo in questo momento, siamo alla vigilia della battaglia del solstizio, ci sono molti prigionieri di guerra, anche molti soldati di Codognier, e andiamo a leggere alcune lettere che i soldati di Codognier spedivano a casa. 9 marzo 1918. Carissimi genitori, vengo con la presente cartolina. Vi assicuro che la mia salute è florida, come penso di voi e i cari bambini che sempre vi ricordo. E il fratello sta bene? Sempre penso a voi. Vi ho scritto e non ho ricevuto nulla. Con questo vi prego, datemi subito notizie. Io che mi trovo prigioniero è già da 4 mesi, ma non pensate che per me, che sto bene, mandatemi dei pacchi di pane. Impostelo bene con la Croce Rossa, oppure anche voi stessi. Saluti Cecilia e parenti, 1000 baci ai bambini, vostro figlio, addio. Però teniamo presente che chi scrive dei campi di prigionia lo fa sempre in forma neutra. C'era la censura austriaca che filtrava tutte le lettere e le cartoline. Lettere non c'erano lettere lunghe, c'erano più che altro cartoline in Italia. E tutto ciò che riguardava la situazione reale veniva cestinato, ququindi le lettere addirittura non partivano. Perciò, tenuto conto di questo, i militari lo sapevano benissimo, i nostri, cercavano di concentrarsi su quella che era la richiesta di salute dei familiari e poi il grande evento, la cosa di sogno di tutti i prigionieri di guerra, i pacchi liberi. E certe verità comunque drammatiche venivano anche nascoste da parte loro sotto una forma di velata falsità. Come ad esempio, c'è un esempio su questa linea, su questa lettera, dove viene spedita da Augusto Fagnol a un campo di prigionia di Marktredwitz in Austria. Carissimi genitori, vi scrisse varie volte e da voi non vidi ancora nulla. Vi prego d'urgenza, mandarmi del pane che ne ho molto bisogno. Abbonatevi alla Croce Rossa, che i pacchi saranno più solleciti a venirvi. Voi pure fatemi avere del formaggio, fichi secchi
Insomma, qualcosa da mangiare mi va bene. Io sto bene. Saluti, vostro Augusto Fagnoli. Io sto bene, scriveva questo 36 anni fa per il Cimetta, uno dei liberali. Invece il deperimento organico lo ucciderà 4 giorni dopo. Come informa l'atto di morte compilato dal cappellano di quel campo di prigionia, causa deperimento organico generale, morto il 16/3/1918 a Martora, sotterrato nello stesso giorno nel cimitero del campo. Ma la famiglia non lo sapeva, tanto che nel 1919, finita la guerra, attendeva ancora il ritorno del loro figlio. L'atto di morte, infatti, quello ufficiale, arriverà in Italia solo nel 1920. Alle famiglie dei prigionieri venivano rilasciate delle tessere per pacco misto, che davano diritto all'invio del proprio caro di un pacco di generi misti ogni 15 giorni circa. Ma tra il diritto e la realtà c'erano di mezzo la guerra, le ostruzioni della burocrazia che anche loro attraversavano, le poste, i responsabili di campi, gli sciacalli nemici italiani, la fortuna, gli imprevisti. Così i pacchi inviati dalle famiglie spesso non arrivavano o arrivavano in condizioni pietose, come in questo caso. Ora comincia a mancare il raggio, poco e anche tristo. Quei pochi di pacchi che arrivano erano tutti sfasciati, ne rubavano la roba migliore. In più faceva anche camorra e vendeva. Ora si fa la fame di nuovo. Il comitato italiano aveva raccolto i sigari e i tabacchi e li vendeva a 60 pfennig al pacchetto e 50 i sigari, e ne dava più volentieri ai tedeschi che a noi altri. E se parlavano rispondevano male, ed era roba nostra. La confusione che regnava in Italia